Ecco, lei come giudica appunto questa l'acre lavoro del Presidente Galan e dell'assessore Chisso, che ha comportato notevoli risultati in termini concreti, fatti, non parole? Lei è Carnico, un uomo semplice, molto potente, ma nel contempo anche molto disponibile, umile come lo è il popolo friulano, non ha grilli per la testa. Ricordo di essere venuto a trovarla in agosto nel suo albergo e stava lavorando, stava servendo degli ospiti, e quindi lei non si fa nessun tipo di problema, proprio non ha la puzza sotto il naso. Ma insomma, è stato anche un po' casuale, nel senso che io, come probabilmente qualcuno sa, nella vita faccio il ristoratore e albergatore, azienda che mia moglie e i miei figli gestiscono, e non è che quando sono lì c'è lavoro posso far finta di essere il Presidente della Regione. Se mi capita di passare lì mentre i miei familiari e i miei collaboratori lavorano, do volentieri una mano, anche perché mi piace farlo. Un SMS dice parlate di ferrovie parlate anche di ferrovie, ecco, lì è un bel problema quello della Questo è un problema tavola. più complesso. Riccardo Riccardi lo sta seguendo con grande determinazione, ne parlerà, credo, anzi ne parleremo assieme anche fra qualche decina di minuti. Il sistema ferroviario del nostro Paese, è evidente che per la storia in cui questa regione si è venuta a trovare in questi anni, si fermava a Venezia, il mondo non c'era più, di là non si andava, c'era il comunismo, c'era il muro, c'era il patto di Varsavia, eccetera, ed è evidente che il Friuli Venezia Giulia ha sofferto per tutto il dopoguerra dell'isolamento ferroviario che derivava che era l'ultima stazione. Ecco, adesso non è più così, e quindi è evidente che questo tratto di strada questo tratto di ferrovia va completamente rammodernato. È una partita che ci stiamo giocando con determinazione con le ferrovie dello Stato, però non è una partita facile, anche perché, ahimè, cade in un momento in cui il Paese non ha tantissime risorse purtroppo da investire. Siamo in piena crisi economica, c'è stato il terremoto dell'Abruzzo, francamente io sono una persona. Ecco, lei ha destinato all'Abruzzo, mi pare, dei fondi, no? 1 milione di euro? Friuli Venezia Giulia ha messo in Abruzzo 1 milione di euro, perché non poteva fare diversamente. Non poteva fare diversamente perché l'Abruzzo, il Friuli, è stato gratificato ampiamente della solidarietà nazionale e internazionale. Io lo dico sempre, i friulani hanno dato una dimostrazione di grande serietà ricostruendo il Friuli. Io già all'epoca ero un giovanissimo amministratore comunale e ho seguito in prima persona il tutto. Però dobbiamo essere altrettanto onesti, se non ci fosse stata una grande solidarietà nazionale e internazionale, noi da soli non ce l'avremmo fatta. È vero. Quella battuta, io non ho mai condiviso i fasin di Bessoi, perché da Bessoi non siamo andati da nessuna parte da soli, avevamo bisogno aiutato tutti, di risorse. tutto il mondo ha aiutato. E tutto ciò accadeva in un momento in cui il sistema Paese era in una fase scendente dal punto di vista economico, quindi il sistema Paese, il governo poteva mettere importantissime risorse che per nostra fortuna abbiamo speso bene. Noi abbiamo messo 1 milione di euro di opere sull'Abruzzo come solidarietà, al quale si aggiungerà un altro 1 milione di euro che si sta raccogliendo nel sistema dell'associazionismo, degli enti, delle categorie economiche, industriali, artigiani, banche, che hanno già dato la disponibilità a concorrere assieme. Abbiamo partecipato, come tutte le regioni, anche il Veneto, abbiamo partecipato nell'immediatezza a gestire l'emergenza. Si ricordi che il Friuli Venezia Giulia, proprio per il passato del 1976, è oggi la regione capofila in Italia per la protezione civile, tant'è che il Presidente Berlusconi ha utilizzato i nostri elicotteri per fare il giro e verificare come stavano le aree, perché i nostri elicotteri avevano un sistema laser che era in grado di identificare la situazione, e in più un primissimo intervento spot, però importante, è stato fatto, oltre a inviare circa 600 persone di volontariato nostro, è stato quello di stoppare immediatamente una mostra che stavamo organizzando a distanza sul tema del terremoto, per la quale avevamo messo a disposizione 200.000 euro, l'abbiamo fermata e abbiamo detto no, questi soldi, niente mostra, giù tutti in Abruzzo. Bene, parliamo